Buonasera, benvenuti a Meridiani. Con la ratifica della Convenzione di Lisbona è stato introdotto nei paesi dell'Unione Europea il concetto di riconoscimento finalizzato del titolo di studio estero. Uno degli obiettivi della finalità di tale convenzione è facilitare e favorire la mobilità di studio e lavoro all'interno dell'Unione Europea. È quindi fondamentale conoscere lo scopo e la finalità per cui è richiesto un riconoscimento prima di iniziare qualsiasi procedura valutativa, tenuto conto delle differenti procedure esistenti nei diversi ordinamenti e dei differenti enti preposti a tali adempimenti. Due sono le categorie principali di riconoscimento: le professioni regolamentate e quelle non regolamentate. Comunque sia, è necessario rivolgersi ai centri preposti e fornire una completa documentazione. I tempi e le soluzioni variano da paese a paese. Ne parleremo con i nostri ospiti. Chiara Stella Fatigato, buonasera. Buonasera. Laureata in architettura in Italia e in didattica della lingua in italiana presso l'Università degli Studi di Capodistria. Buonasera. Mirjana Gopic, vice direttrice dell'Ufficio per il riconoscimento dei titoli di studio presso l'Agenzia per la Scienza e l'Istruzione Universitaria di Zagabria. Buonasera. Buonasera. Buonasera anche a Guglielmo Cevolin, docente presso l'Università di Udine, avvocato ed esperto di politiche europee. Buonasera. Maurizio Tremul, presidente dell'Unione Italiana. Buonasera. Buonasera. E Igor Giacomini, dell'Ufficio Scolastico Regionale di Trieste, dirigente dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena. Buonasera anche a lei. Buonasera a voi. Benissimo, iniziamo questa nostra trasmissione, appunto affronteremo questo tema così appassionante e che se non appassiona coinvolge moltissimi laureati in tutta Europa. Io partirei da Guglielmo Cevolin e partirei chiedendo proprio che effetto ha avuto appunto la Convenzione di Lisbona e il processo di Bologna? Allora, penso che la cosa più importante sia ormai l'accelerazione che c'è stata in quest'ultimo periodo, e cioè il fatto che ormai attraverso i processi Erasmus, attraverso anche la situazione di crisi economica e così via, c'è una grandissima mobilità sempre più accentuata. Allora, un aspetto era particolarmente virtuoso, quello per esempio dei progetti Erasmus, perché sono dei riconoscimenti di periodo all'estero, di studio, ma sono già concordati, ecco, qui c'è già una procedura concordata e che poi vede una approvazione e certificazione da parte del paese ospitante. E se mi permetto, anche lì per quanto riguarda poi la valutazione non sempre anche lì ci sono delle rigidità che poi dopo vedremo, per quanto mi riguarda, per l'esperienza che ho avuto, per esempio sul versante della lingua, che è un aspetto molto importante e non è diciamo qui in quest'area, ma per altre aree di provenienza a volte ci sono serie difficoltà. Ma anche quando si converte il voto? No, il voto c'è una tabella, tendenzialmente ci sono i crediti, c'è una tabella però il problema è che, allora, intanto per i riconoscimenti, non so, faccio l'esempio purtroppo che riguarda il diritto, ed è molto chiaro quello, perché un conto è la materia, non so, diritto internazionale dell'Unione Europea, che può essere la stessa quasi tra la Slovenia, la Croazia e l'Italia, ma altro è, non so, la disciplina dei beni culturali. Io tra l'altro ho anche pubblicato anche la traduzione della normativa croata in materia di beni culturali, in materia di musei, in materia di biblioteche, e ci sono delle significative differenze, quindi nel momento in cui arriva uno studente dalla Slovenia o dalla Croazia, qui per altre ragioni ho il vantaggio che ho fatto io insieme a un collega diciamo che si è laureato a Bologna insieme
insieme a me in sostanza abbiamo fatto la traduzione e con questo come dire, ho il vantaggio di poter offrire per la minoranza italiana in Croazia, che casomai avesse studiato la normativa dei beni culturali croata, diciamo, c'è una possibilità di riconoscimento, nel senso che dico ripassati le tue cose, guarda le differenze e vediamo un po' di... Però ecco, questo ambito non è possibile fare con tutti, perché la normativa, per esempio, ripeto, in materia di beni culturali italiana è diversa da quella croata e così via. In ogni settore del diritto ci sono delle differenze e quindi da questo punto di vista è necessario o un'attività aggiuntiva o il riconoscimento comunque sempre di crediti inferiori rispetto a quelli ai quali si potrebbe pensare automaticamente. Perché? Perché il diritto nazionale è ancora diverso in molti settori e quindi c'è necessità di integrazione. Il processo di Bologna è un processo che ha cercato di, soprattutto per quanto riguarda la didattica, rendere omogeneo in Europa ed è un grande vantaggio. Il processo, diciamo, la Convenzione di Lisbona ha cercato di individuare soprattutto la procedura e i soggetti in grado di realizzare questo riconoscimento, però non hanno risolto tutti i problemi e non ci può essere un'aspettativa di automatismi troppo automatici. Però questo è il messaggio questo è il messaggio subito da dare. Ma il messaggio dell'automatismo è quello che invece è arrivato ai fruitori, perché tutti pensano, c'è i 3 crediti, c'è gli altri 3 crediti, ma io faccio l'esempio diritto amministrativo italiano una cosa, diritto amministrativo sloveno-croato per parlare, sono ambiti diversi e c'è bisogno noi normalmente di un'integrazione per avvicinarsi al diritto dello Stato membro che è diverso. Benissimo, io direi a questo punto di dare la parola alla signora Alenka Lisec del Centro Valutazioni Enik Narik di Lubiana, che poi è il centro che si occupa in Slovenia del riconoscimento e della valutazione dei titoli di studio. Dobbiamo fare attenzione a non usare più il termine equipollenze, perché hanno detto che non esistono più le equipollenze. Perciò valutazione e riconoscimento. Prego. Preverimo v našem postopku, ali je ta listina o izobraževanju in to samo izobraževanje dejansko formalno. Noi siamo il primo passo nella valutazione del titolo di studio straniero. Risaliamo alla fonte del diploma e valutiamo la veridicità e la validità di quest'ultimo. Verifichiamo inoltre la serietà dell'istituzione che ha rilasciato il diploma. Il primo punto fondamentale è che sia riconosciuta dallo Stato dove opera e che il programma di studio sia accreditato all'interno del sistema scolastico del Paese. Ko govorimo o visokošolskem sistemu, je Slovenija ratificirala konvencijo o priznavanju visokošolskih kvalifikacij. All'interno dell'Unione Europea mi pare siano 55 i paesi che hanno ratificato la Convenzione sul riconoscimento dei diplomi universitari stranieri, tra questi pure la Slovenia. Diciamo che i passaggi per l'espletamento delle pratiche per il riconoscimento dovrebbero essere perlomeno simili. Questa Convenzione infatti definisce alcune regole di base che diversi paesi hanno dovuto fare proprie. Certo, ci sono alcune differenze tra un paese e un altro, perché anche i centri che hanno il compito di valutare i diplomi hanno differenti status. Noi facciamo parte del Ministero, altri sono indipendenti, altri privati. Alcuni centri danno pareri vincolanti, altri solo informativi. Comunque sia, la valutazione e il riconoscimento del titolo straniero è d'obbligo in tutti i paesi, anche se la legge permette pure che a valutarli sia il datore di lavoro. Le maggiori difficoltà le troviamo nella valutazione dei diplomi conseguiti nei paesi che non appartengono all'Unione Europea, perché in questi stati non ci sono i centri per la valutazione e non c'è uno scambio efficace delle informazioni. Inoltre è difficile valutare i vecchi diplomi, quelli che si valutavano con le equipolenze. Per capirci, i diplomi antecedenti al processo di Bologna ancora per qualche anno rimarranno certamente sul mercato.
Vse pogosteje zaznavamo razne poskuse goljufij, zato je ministrstvo tudi. Sempre più spesso scopriamo diplomi falsi. Il mese scorso il Ministero dell'Istruzione è intervenuto pubblicamente invitando alla cautela tutti gli istituti ed enti che trattano diplomi stranieri. È fondamentale un controllo rigoroso già alla fonte. I settori più a rischio sono l'edilizia e la sanità. Falsi diplomi nell'ambito sanitario li abbiamo scoperti addirittura in Slovenia, ovvero rilasciati da istituzioni slovene. Ma il maggior numero degli imbrogli li troviamo con i diplomi di scuola media nei paesi dell'ex Jugoslavia. Benissimo, dunque signora Gopic, abbiamo sentito la signora Lisec che fa il suo stesso lavoro, il riconoscimento appunto dei titoli di studio. Abbiamo notato appunto alcune differenze, come diceva, non in tutti i paesi questo centro fa parte del Ministero, appunto in Croazia è un'agenzia a parte. Abbiamo sentito come si muove la Slovenia. Come vi muovete voi invece? La Repubblica di Croazia ha ratificato la Convenzione di Lisbona per il riconoscimento delle qualifiche universitarie in Europa e l'Agenzia segue queste procedure sia per l'accesso al mercato del lavoro dal 2004, seguendo sempre queste direttrici di Lisbona e la legge sul riconoscimento delle qualifiche nella Repubblica di Croazia. La persona che ha una qualifica universitaria all'estero si presenta all'Agenzia per il riconoscimento, l'ENIC NARIC, questo uffici che fanno parte dell'agenzia, per iscritto presenta la richiesta di riconoscimento e presenta tutta la documentazione che viene richiesta. Il procedimento inizia quando la richiesta è completa, si controllano certi dati legati alla qualifica, il fatto che si tratti di una qualifica accreditata, rilasciata da un'istituzione scolastica superiore accreditata nel paese nel quale gli studi sono stati svolti. Poi si controlla naturalmente, le colleghe si rivolgono poi agli organismi competenti dei vari stati per i vari controlli della documentazione, oppure ai centri ENIC NARIC all'estero, se questo è necessario. Se tutte le condizioni sono regolari, quindi si adempie a quanto richiesto, l'Agenzia emette il decreto sul riconoscimento o sul non riconoscimento di detta qualifica. Se si tratta di professioni e qualificazioni regolamentate, allora la persona che desidera lavorare in Croazia deve rivolgersi alla Camera o al Ministero che è preposto a regolamentare queste professioni. C'è poi il riconoscimento accademico che è a livello di varie università, questo non è un compito dell'Agenzia e quindi si può rivolgere all'università. Ecco, per quanto riguarda la Slovenia, appunto la signora Lisec ci ha fornito alcuni dati. Sono circa 1500 le richieste di riconoscimento complete e formali all'anno e indubbiamente ha detto che sono in crescita, mentre quelle informative sono 2500, cioè le persone si rivolgono per chiedere informazioni, ma informazioni sulla propria equipollenza o anche sulle istituzioni dove intendono poi andare a studiare. Quello che insomma colpisce piacevolmente è che appunto questa mobilità è in crescita. Vale anche per la Croazia?
Što se tiče pristiglih zahtjeva, per quanto riguarda le richieste che arrivano, la maggior parte delle richieste arriva dai paesi vicini, Bosnia e Herzegovina, Serbia e Slovenia, così che qui possiamo parlare di un numero in aumento. La Slovenia, per esempio, è aumentato del 5%. Di qualifiche di studio rilasciate al di fuori della Croazia. Al quarto posto possiamo trovare l'Italia nel numero complessivo di richieste di riconoscimento. Dipende molto dalle qualifiche. In certi settori questo numero aumenta, in altri è addirittura in riduzione, ma quello che è più importante è che, stando alle qualifiche dei paesi vicini, qui possiamo sempre parlare di un incremento di queste richieste, ma soprattutto dalla Bosnia e Herzegovina, poiché siamo anche molto più legate dalla cultura, dalla lingua, dal confine. Quindi molti croati studiano in Bosnia e Herzegovina e poi logicamente rientrano e richiedono il riconoscimento di queste lauree. Ecco, le posso chiedere perché, ad esempio, i cittadini croati fanno la scelta di andare a studiare nella Bosnia e Herzegovina? Ci sono casi quando non possono iscriversi in determinata facoltà in Croazia, allora tentano la via al di fuori dei confini della Croazia e vanno in Bosnia e Herzegovina soprattutto per la lingua e anche per la vicinanza geografica, oppure perché certe persone vivono in Bosnia e Herzegovina e quindi studiano anche lì e poi vengono a lavorare in Croazia, oppure la Croazia è la prima tappa della loro ricerca di un lavoro. Perfetto, grazie. Bene, abbiamo visto la situazione slovena e croata. Per quanto riguarda quella italiana possiamo sentire tutti e due. Io inizierei da Cevolini, appunto perché ci farà un quadro completo e poi passiamo invece a quella regionale. Sì, è stato precisato che ci sono queste forme di riconoscimento con riferimento prima di tutto al riconoscimento accademico, poi il riconoscimento non accademico, il riconoscimento professionale. Ecco, la Convenzione cerca di far sì che ogni Stato abbia per tutti questi finalità di riconoscimento l'individuazione di un soggetto in grado di risolvere il problema e anche una certa procedura, soprattutto vengono stabiliti alcuni principi nella Convenzione per questa procedura. E c'è da dire che però, come dicevamo prima, un po' non è che tutto è risolto automaticamente da questa Convenzione, perché la Convenzione, come capita spesso per le convenzioni, spesso sono un po', adesso io parlo così un po' con l'accetta, però con il punto di vista del giurista, cioè sono un buono slogan per far sembrare che tutto è a posto, diciamo, ma poi all'interno della Convenzione c'è comunque il riconoscimento della sovranità degli Stati e degli ambiti degli Stati, e quindi, come dire, c'è una in realtà contraddizione per certi versi tra alcuni obiettivi che sono chiari nella Convenzione e che sono anche per certi versi anche rispettati, cioè quello di avere diritto ad avere una risposta, di avere diritto ad avere un organo al quale fare domanda, di avere diritto ad avere tempi ragionevolmente celeri di risposta, tutte le informazioni necessarie e così via. Ma per quanto riguarda poi una netta equipollenza, ecco, questo è più difficile. Spesso c'è la necessità stabilita o da organi di tipo governativo o da sostanzialmente agenzie o addirittura dalla stessa università per i diversi ambiti, di svolgere un'attività aggiuntiva per recuperare un po' di preparazione, e competenze e conoscenze. Ecco, per quanto riguarda, giusto in una battuta, sta crescendo la richiesta di riconoscimenti di titoli esteri in Io adesso, Italia? per esempio, ho dei casi, adesso mi sono occupato
un po' di Venezuela, perché c'è l'emergenza Venezuela, ho scritto anche un articolo sull'Imes proprio sul Venezuela. Da lì ci sono molti diciamo, connazionali friulani e veneti che stanno ritornando e ritornano o con titolo di studio da riconoscere o con titolo di studio da completare o con titolo di studio perché non c'è l'esatta equipollenza da integrare. Però questi sono titoli avuti all'infuori questo addirittura al Dunque... di fuori dell'Unione Europea. Comunque anche all'interno dell'Unione Europea sappiamo tutti quello che sta succedendo, almeno per la crisi in Italia. Io non ho figli, ma tutti i miei coetanei che hanno figli mi dicono che a una certa età iniziano a aver bisogno di andare all'estero, perché la speranza poi di trovare lavoro ormai anche per l'Italia è all'estero. Quindi c'è la necessità di convalidare il titolo di studio italiano all'estero nei diversi paesi. Io penso al Regno Unito, penso alla Germania, penso alla Francia, sono tutti paesi alla Spagna moltissimo anche, di destinazione per diverse motivazioni. E poi non è soltanto un fatto di necessità, ma quasi un fatto di prestigio, una marcia in più, aver lavorato anche in diversi paesi. Questo no? sì, per l'Erasmus per esempio è molto anche evidente, per il lavoro, ma, sì. ma anche per il lavoro, ecco, poi però io dalla mia esperienza penso che non è che si va necessariamente all'estero, almeno gli italiani sono un po' mammoni, se vanno fuori. Adesso non vorrei dare così una visione tradizionale, però i nostri studenti li vedo, anche perché mi arrivano poi quelli dei licei, così sono molto da guidare, molto da sostenere, e quindi la necessità poi di uscire è una esigenza anche di carattere economico. Capisco. Dunque, arriviamo a Trieste, arriviamo appunto, sono portata ad usare la dicitura vecchia, come dice, invece Ufficio Scolastico Regionale di Trieste e in particolare l'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena. Come siamo messi con i riconoscimenti? Perché voi avete uno status particolare. Vorrei approfondirlo dopo, ma vediamo di anticipare qualcosa. Così poi passiamo a Tremul, che ci dirà invece quanto l'Unione Italiana si è impegnata per arrivare, diciamo, ad un risultato anche simile a questo. Ma allora, innanzitutto diciamo così, l'ambito professionale in cui opero mi induce non solo a rappresentare questa sera la parte più pragmatica, quella che opera sul campo, e quindi questo pragmatismo mi induce ad essere molto e a far propria molto della cautela dell'avvocato, perché in effetti, lo ha già detto, lo ribadisco, il quadro da Lisbona e poi la direttiva comunitaria, la 33 alla 55 2013, non ha fatto altro che porre un cappello, sebbene molto importante, di principi che incidono anche sulle garanzie di tipo procedimentale, ma da qui a parlare di automatismi, ecco, direi che ha escluso il campo subito. E quindi faccio proprio questa mia cautela per dire che noi operiamo ogni giorno, ma limitatamente come ufficio per l'istruzione in lingua slovena, con i titoli acquisiti in Slovenia, quindi non abbiamo nessuno status, mi permetto di ratificarla, nessuno status speciale, semplicemente nella grande mole, nel calderone di domande che vengono presentate quotidianamente al Ministero dell'Istruzione a Roma, dovete immaginare i titoli da tutto il mondo. Piccola parentesi, mio collega mi faceva vedere un titolo del Birmania, è difficile già proprio a livello grafico è difficile capire di cosa si tratta, ecco, parentesi chiusa. Ecco, all'interno di questo grande calderone abbiamo ritenuto di poter essere come ufficio molto più d'aiuto al MIUR, prendendo da soli, perché conosciamo molto meglio la normativa, essendo ufficio di confine, quindi avendo anche un contatto diretto con la Slovenia, con il Ministero sloveno, ebbene ci è risultato molto più facile estrapolare le domande e lavorare da soli. Ed è vero che lavorando quotidianamente su queste domande di riconoscimento o di titolo accademico o di titolo professionale, non solo non c'è nessun automatismo, ma non c'è proprio nulla da fare, cioè vanno trattati i casi separatamente come fa il giudice, caso per caso,
non fosse altro perché non solo a lato pratico, e qui vi faccio un esempio tanto per capirci, così entriamo proprio in questioni molto pragmatiche. Ho avuto due ragazzi con il medesimo titolo di studio, la medesima laurea, presso la medesima facoltà, quindi acquisito presso la medesima istituzione, ma che a lato pratico avevano chiesto il riconoscimento in Italia diverso e avevano un percorso di studi diversi. E quindi l'istruttoria amministrativa e il decreto finale non poteva che essere diverso. Ovviamente a grossa, come dire, con grosso stupore dei due interessati, perché dicevano: mi sono laureato, siamo laureati insieme, però è evidente che il titolo accademico va analizzato. Quindi non perché debba fare, come dire, terrorismo psicologico, però è anche vero che, ripeto, dal cappello che abbiamo, che poi si declina in una serie di diritti, è pur vero che poi infine va fatta un'istruttoria molto rigorosa, anche perché gli Stati rimangono sovrani e perché alla fine, anche quantanque si fossero delle norme comunitarie di tipo self-executing molto pregnanti, che imponessero agli Stati delle procedure amministrative molto rigorose, è pur vero che rimangono degli istituti nei singoli Stati che dall'altra parte non si conoscono. Il PAI, il Pedagoško andragoška izobrazba sloveno, in Italia non lo conosciamo, ma conosciamo lo strokovni ispit, che è l'abilitazione. Quindi come dire, sono procedure molto complesse che richiedono professionalità e rigore. Benissimo. Tremul, dunque, l'Unione Italiana è da abbastanza che insomma si sta impegnando per facilitare, ma direi in particolare in Croazia, vero, il percorso delle equipollenze, riconoscimenti, chiedo scusa, dei titoli. Noi abbiamo una situazione tale per cui molti nostri connazionali vanno a studiare in Italia. Ultimamente, insomma, magari chi vuole poi insegnare materie scientifiche o matematiche va a studiare in Croazia, rispettivamente in Slovenia, perché poi ha da fare meno esami differenziali. Però molti altri vanno a studiare appunto in Italia. C'è un problema molto serio di come si dice a volte, appunto, di equipollenza. Oggi non si parla più di equipollenza, noi stiamo sollecitando da anni il governo croato e il governo sloveno su queste questioni. Non da ultimo nell'accordo diciamo così, Radin-Plenković, premier croato, abbiamo fatto inserire appunto nelle azioni che il governo croato farà a favore dei diritti delle minoranze appunto anche la questione del riconoscimento dei titoli di studio conseguiti a vari livelli in Slovenia, in Italia e comunque in Europa. Anche in Slovenia questo problema esiste, permane. Io, cercando un po' di fare mente locale per questa trasmissione, sono stato a ripescarmi un vecchio documento che ho fatto nel 2015, nel giugno 2015, in occasione di una consultazione abbastanza ampia che aveva promosso il Presidente della Repubblica di Slovenia Pahor, proprio al palazzo presidenziale a cui ero stato invitato. Ho portato un memorandum molto articolato di questioni da trattare, e c'era anche questo che allora chiamavamo appunto equipollenza, e la risposta che appunto mi è stata poi data dal governo che allora era il governo Cerar, tra l'altro l'attuale vice premier, sostanzialmente conferma quello che gli interlocutori hanno detto, cioè non vi può essere nessun automatismo al di là di quello che è il quadro europeo di riconoscimenti, di validità dei titoli di studio. Vi sono diversità di sistemi scolastici, soprattutto per chi va appunto poi a insegnare, e di volta in volta deve essere valutato il titolo di studio. Il problema che si pone quindi è da una parte un percorso giuridico, legale e di diversità di sistemi che è stato illustrato anche poc'anzi e che diventa evidentemente di non facile soluzione, perché in teoria si andrebbe ad avere tutti lo stesso sistema scolastico universitario, cosa che è praticamente impossibile, oppure rimangono queste differenze dei titoli di studio che vengono conseguiti. È facile, per certi aspetti, per modo di dire, fare questo discorso tra addetti ai lavori, tra chi conosce le questioni. Quando poi ti trovi davanti il caso di connazionali che dicono: ma come? Ho vinto una borsa di studio dell'Unione,
mi ha fatto mandare a studiare in Italia italiano perché voglio insegnare italiano nelle scuole italiane come lingua materna, oppure storia, oppure geografia e così via. Sono quadri importanti per le nostre scuole. Studio in Italia, quella borsa di studio che ricevo dall'Unione grazie ai fondi che lo Stato italiano destina alla cultura nazionale italiana, finisco, mi laureo magari con a pieni voti, faccio tutto i 5 anni del processo di Bologna, voglio insegnare in Croazia, in Slovenia, mi vengono posti tantissime difficoltà, c'è un giro che devi fare tra uffici, ministeri, poi devi fare alla fine gli esami differenziali o il PA in Slovenia, poi deve fare tutto un percorso anche di abilitazione che appunto il sistema italiano prevede, ovvero prevede in maniera diversa. E quindi mentre a fronte di questa realtà concreta che chi appunto deve affrontare, perché poi magari è un percorso che può durare qualche anno, è un percorso in cui l'insegnante rischia di perdere il posto di lavoro perché il posto di lavoro in Croazia viene messo a bando ogni 6 mesi, se adesso ricordo bene, in Italia ogni anno, quindi dice ho studiato, avevo magari una borsa vincolata, ho questo problema, faccio magari gli esami, rischio poi di trovarmi comunque senza il posto di lavoro. Quando poi poniamo questa questione ai politici, ai governi, a tutti i governi di tutti i colori in tutti gli anni, ti diranno sempre ma è risolto. Il riconoscimento c'è, l'equipollenza c'era, è tutto perfetto, va tutto quanto bene, dove sta il problema? E come dire, il povero connazionale ci dice ma vedete il politico dice che va tutto bene e voi cosa fate in realtà per risolvere? Quindi e chiudo, effettivamente è un problema, torno a ripetere che noi come Unione Italiana abbiamo posto a vari livelli in vari momenti e la soluzione non è facilissima da trovare, anche se forse dialogando qualche idea ne può venire fuori. Ecco, la signora Goppi ci ha chiesto la parola, prego. Pa, htjela bih dodati što se tiče Vorrei aggiungere per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli accademici, questo decreto non è automatico, quindi non è con certi diritti di riconoscimento già regolamentato. Quindi si riconoscono questi titoli formalmente, si riconosce il valore di questa qualifica ottenuta in un paese estero, ma questo non significa che può essere sfruttato questo titolo nella Repubblica di Croazia. Si parla di una valutazione, ma vanno valutati soltanto i livelli di istruzione, quindi si tratta di un'istruzione, di una laurea breve, una laurea magistrale o a che livello, secondo i livelli che esistono in Croazia, e quindi da qui anche i titoli. Le posizioni sono simili però non sono uguali e quindi una qualità va garantita in tutti i paesi, sia europei che extraeuropei, e quindi è importante l'accreditazione di queste agenzie che assicurano la qualità dell'istruzione nei singoli paesi e che garantiscono la validità dei diplomi rilasciati in determinati paesi per il riconoscimento nei paesi europei ed extraeuropei. Questo è un problema che esiste in particolare in Bosnia e Erzegovina, anche in Serbia, perché esiste anche un'istituzione nell'ambito della quale vengono unite tutte queste agenzie in seno all'Unione Europea, e queste agenzie devono essere anche valutate internazionalmente per poter poi svolgere queste loro attività di riconoscimento nel loro paese e anche al di fuori dei confini del proprio paese, ed essere iscritte nel registro delle agenzie europee per l'assicurazione della qualità. Quindi questo è un problema che esiste ancora in questo ambito più ristretto della nostra regione. Ecco, io a questo punto direi di sentire che cosa ci ha detto la professoressa Patrizia Pittacco, consulente superiore per la minoranza presso l'Agenzia per l'Educazione e la Formazione sezione di Fiume, che quasi quotidianamente a contatto appunto con
gli studenti che terminano prima le scuole medie superiori e si iscrivono all'università, spesso e volentieri in Italia, e quando rientrano si accingono magari ad iniziare il loro lavoro di insegnanti, ma devono passare per questo campo minato che appunto è la valutazione e il riconoscimento del loro diploma, che poi soprattutto quando devono andare a insegnare è ancora più difficile, come abbiamo sentito. Dunque sentiamo la professoressa Pitacco e poi dedicherò abbastanza spazio anche a Chiara Stella, che ci parlerà dei suoi titoli di studio e dell'equipollenza. Prego. Innanzitutto sono i tempi, l'ha detto lei, proprio lungaggine, sono tempi lunghi. Poi anche diciamo le indicazioni sui dati, sui documenti da presentare non sono molto vaghe, ecco. E poi c'è quando ottengono gli esami che devono sostenere, spesso ottengono indicazioni inerenti agli esami che non sanno dove sostenere, perché il Ministero dice devi sostenere questi esami, ma non ti dà l'indicazione dove. Inizia poi l'ulteriore ricerca di trovare l'università che può farti sostenere questo esame, e poi ci sono anche i costi. Non sono in grado di dirvi le cifre, ma sono costi, costano. E poi praticamente se il ragazzo non riesce, perché il Ministero nell'indicare gli esami da sostenere dà loro anche un periodo di tempo, da 1 anno a 2 anni. Se il candidato, cioè il laureato, non riesce a sostenere, a risolvere questa cosa entro il tempo stabilito, non ha la qualifica professionale, dunque non è abilitato a insegnare, dunque tecnicamente rischia di perdere il posto di lavoro, perché dall'altra parte le scuole, cioè le dirigenze scolastiche, possono assumere solamente persone che hanno le carte in regola, come diciamo noi, in base alle leggi croate. Dunque, abbiamo sentito quali sono le maggiori difficoltà, appunto. Prima di passare a Chiara Stella chiedo soltanto alla signora Gopic ancora una informazione che appunto vorrei comprendere bene. Per quanto riguarda la Croazia, ogni 3 mesi il posto va a concorso se l'impiegato appunto non ha il titolo esatto, è corretto? Ad esempio un insegnante se non ha il riconoscimento del suo titolo di studio, lui può insegnare una materia, ma ogni 3 mesi il suo posto di insegnante va a bando. Però per quanto riguarda la legge sul lavoro, c'è stato detto che se un insegnante ha il titolo di studio, per lo Stato è soddisfatto. Dunque le due cose cozzano un pochino, è così? Da, ovdje se radi o reguliranoj profesiji. Qui si tratta di professioni regolamentate, quindi che non è in competenza dell'agenzia. L'agenzia riconosce soltanto la qualifica scolastica che è ottenuta per esempio in Italia o in Slovenia, legata all'insegnante. Per svolgere la propria attività a scuola e per fare l'esame professionale, questo è una competenza del Ministero della Scienza e dell'Istruzione. Questi dettagli li può fornire il Ministero, ma ritengo che la persona, se non ha superato l'esame professionale a tempo debito, può avere dei problemi. Quindi la legge io questa domanda gliel'ho fatta perché essendo appunto lei un legale, immagino possa rispondere. Un insegnante non può fare l'esame professionale fino a quando appunto non lavora un determinato periodo da insegnante.
Però se per la legge croata anche un titolo straniero equivale ad un titolo valido, perché deve chiedere prima la valutazione del titolo per fare questo periodo di praticantato a scuola, per poi chiedere appunto... Sì. No. To je pitanje koje je regulirano È una questione che è regolamentata con la legge sull'istruzione nelle scuole, penso, medie e superiori. Non posso citarlo perché non ne so la dicitura esatta, ma so che questa legge definisce che prima va superato l'esame professionale. Dovrei però controllare. Ok, il problema è che ad esempio per gli insegnanti poverini c'è tutta un percorso anche per quanto riguarda la carriera che finché non sono abilitati non decolla e questo poi li penalizza in tantissime cose. Arriviamo per questo finalmente... motivo molti rinunciano ormai ad andare a studiare in Italia, vanno a studiare in Croazia e Slovenia proprio per questo motivo, perché quindi non devono affrontare poi questo problema, certo. E poi si innesca comunque al nostro interno una discussione abbastanza vivace, per cui c'è chi dice no, devono andare a studiare in Italia perché così conoscono perfettamente la lingua italiana, insegneranno meglio in italiano, sì, c'è sempre... e quindi c'è una situazione abbastanza articolata. Articolata, soprattutto per quanto riguarda appunto la comunità nazionale. Chiara Stella, arriviamo a te, raccontaci la tua storia, ti diamo ben 4 minuti. Mamma mia, no, io sono un caso, diciamo, presento il mio caso, io sono laureata sia in Italia che in Slovenia e naturalmente nei tempi debiti sto richiedendo, ho già richiesto l'equivalenza dello studio del titolo preso in Italia qui in Slovenia e del titolo preso qui in Slovenia in Italia. Posso dire che i tempi sono abbastanza lunghi. I problemi di traduzione ci sono, perché poi dentro tutti questi passaggi ci sono anche le traduzioni. E i costi. E i costi delle traduzioni. Dico solo che per esempio, facendo riferimento al mio titolo preso qui in Slovenia, didattica della lingua italiana, per farlo riconoscere in Italia non esiste un titolo equivalente in Italia, didattica della lingua italiana. Esiste la laurea in lettere e la laurea in lettere, ci sono diversi tipi di laurea in lettere, non è abilitante come qui in Slovenia, per cui c'è la laurea in lettere e poi c'è l'abilitazione. Allora, per poter far riconoscere questo titolo di studio preso in Slovenia in Italia è necessario prima passare attraverso una struttura accademica, quindi un'università, un ateneo, che riconosca gli esami, il piano di studi e di conseguenza anche poi il grado di istruzione, perché non è detto assolutamente che il titolo preso qui equivalga al secondo grado di istruzione anche in Italia. Io per esempio ho questo titolo che ho portato dalla Slovenia in Italia per chiedere l'accesso, solo l'accesso alla laurea biennale, quindi del secondo grado italiano, non è detto che tutte le università riconoscono che io possa accedere, ossia dovrei fare addirittura altri esami solo per accedere al secondo grado. Quindi ecco, ci sono anche tutte queste problematiche che come dire, ogni cittadino europeo si trova a affrontare, perché questo è il caso mio, ma immagino che ce ne siano davvero tanti. E in mezzo a tutti questi problemi, anche di traduzioni dei titoli, per fortuna qui siamo in territorio bilingue e io avevo già il titolo tradotto in italiano, perché poi ci sono le traduzioni giurate che devono essere depositate, che devono essere riconosciute dall'università che prende il titolo e lo valuta. Ma ancora ulteriori passaggi, le apostille, così io racconto un po' la mia esperienza di queste apostille, per far apostillare un titolo preso qui deve avvenire attraverso il consolato italiano, ma il consolato italiano deve rilasciare una dichiarazione di validità del titolo da portare in Italia e questa dichiarazione di validità lo fa solo su una copia conforme all'originale apostillata dal tribunale, in questo caso di Capodistria. Quindi i passaggi sono
è una cosa semplicissima, ma il passaggio burocratico impiega un mese, 15 giorni, un mese, se sei fortunato 15 giorni. Prendi il tuo titolo di studio, fortunatamente è già tradotto, altrimenti devi farlo tradurre con traduzione giurata, lo porti al tribunale di Capodistria, hai una prima postille, poi devi andare a uno praune nota, quindi a un'unità amministrativa, a richiedere la copia conforme all'originale, con questa copia conforme all'originale ritornare al tribunale di Capodistria e avere la postille sulla copia conforme all'originale e ancora poi questo ultimo passaggio tornare in consolato. Davvero. Insomma, tu come hai risolto? Ti sei iscritta ad un'altra facoltà, un altro corso in sto Italia? prendendo adesso una laurea biennale, perché di fatto di tutti gli esami sostenuti qui, me ne hanno riconosciuti solo 3. E badare che qui la laurea è molto seria. Io ho studiato sui loro manuali, perché l'ho chiesta a Perugia, dove c'è un titolo molto simile, italiano a stranieri, è da poco che è stato istituito questo corso. Ho studiato sui loro testi qui a Capodistria, ma mi hanno riconosciuto solo 3 esami. Quindi, ecco, poi abbiamo anche esempio. i casi reali della vita che ci... Noi adesso sentiremo un esempio invece di un caso positivo che ha avuto l'equipollenza, ma è stata una procedura standard e ha avuto il riconoscimento del livello, che abbiamo sentito non essere una cosa così difficile. Poi, galoppando, proseguiremo fino all'ultimo delle nostre intervistate, che ci racconterà forse la soluzione per il tuo caso. Prego, sentiamo appunto questo, vediamo questo servizio. Prego. Mi sono laureata in traduzione specialistica e interpretazione di conferenza, una laurea magistrale, presso la Scuola Superiore di Lingue Moderne per interpreti e traduttori dell'Università degli Studi di Trieste. Poi avevo pensato di iscrivermi alla facoltà di Lubiana, anche lì c'è un programma sia per traduttori sia per interpreti e quindi ero tentata, diciamo, di cambiare un po' ambiente, però per motivi di tempistiche, soprattutto perché io mi sono laureata a novembre, invece a Lubiana avevano bisogno che tutte le carte fossero già pronte a settembre, perciò non mi sono potuta iscrivere, ma inoltre un problema che so che molti hanno in varie facoltà è che spesso la laurea triennale come tale poi dagli altri stati non viene riconosciuta, diciamo, in toto immediatamente, quindi c'è bisogno di fare qualche esame differenziale o altri esami comunque aggiuntivi, quindi diciamo che non è così automatico come uno spererebbe fosse, visto questo sistema che è valido in tutta l'Unione Europea. Arriviamo appunto al riconoscimento del tuo titolo, conclusa anche la laurea magistrale. Ho chiesto a Lubiana conferma di cosa dovevo fare prima di poter effettivamente, quali erano i passi da fare per potermi far riconoscere il titolo di studio per poi un domani lavorativo, e quindi in realtà la procedura non è stata molto difficile o complicata. Praticamente ho dovuto far tradurre il diploma, consegnare alcuni documenti inerenti, per esempio i crediti, le varie materie che ho fatto sia alla triennale che alla magistrale, anche se la triennale era, diciamo, accessoria quasi, perché avevo fatto riconoscere solo il titolo della magistrale. E poi ho preso appuntamento a Lubiana perché è possibile o inviare per posta il diploma oppure andare di persona. Ho preferito, per sicurezza mia, andarci di persona. E poi inizialmente in realtà mi avevano detto che bisognava aspettare un mesetto massimo, però poi rinformandomi, perché era passato più di un mese, mi avevano detto che ce ne volevano forse anche 2, che da un certo punto di vista, essendo una procedura anche standard, come me l'hanno descritta anche loro stessi, mi sembra un po' magari tantino. Insomma, il consiglio è di non aspettare all'ultimo di aver necessità, almeno dal mio punto di vista, meglio fare, se uno sa di voler lavorare qui, meglio farsi riconoscere il tutto il prima possibile. Ecco, Cevolin, meglio farsi riconoscere tutto il prima possibile nel paese dove intendiamo lavorare, ma se cambiamo idea... Questo è ovvio che se la cambiamo soluzione... idea e decidiamo di andare a lavorare in un altro paese, cosa dobbiamo fare il riconoscimento prima, in ogni paese? Sì,
e si ripropongono i problemi che abbiamo visto. Però ecco, già con il Presidente dell'Unione Italiana emergeva questo fatto di trovare delle soluzioni. Poi ecco, io penso che una delle possibilità è quella, per quello avevo fatto cenno alla procedura degli Erasmus, cioè degli accordi, cioè il fatto che anche in quest'area, che è il cuore dell'Europa, diciamo, ci possano essere, con anche l'aiuto dell'Unione Italiana, e l'Unione Italiana è capace di fare queste cose. Ad esempio, è molto faticoso. Ecco. Questo dell'istituto per le scuole è un altro accordo molto importante. È un'altra cosa importante, il fatto che il Ministero riconosca l'istruttoria all'istituto scolastico della minoranza slovena, in pratica delle scuole slovene, è molto importante. Quindi qui bisognerebbe sfruttare, certo è un lavoro faticosissimo, del quale si vedranno i frutti fra qualche anno, però questo sì potrebbe essere un bel lavoro da fare per cercare sempre più in quest'area, visto che per esempio uno dei problemi, degli ostacoli è spesso la lingua, e su questo con la minoranza italiana questo ostacolo non c'è, per esempio, e quindi ecco, sfruttando un po' la omogeneità che c'è in quest'area, di cercare di superare gli ostacoli parlandosi tra soggetti, tra enti, tra ministeri, tra università di quest'area. Bene, allora a questo punto direi di sentire l'intervista a questa giovane insegnante, laureata appunto in Italia in sloveno, serbo e croato, e è dipendente da 5 anni presso una scuola slovena sull'altipiano, e insegna però l'italiano. Che scelta ha dovuto fare appunto per poter continuare ad insegnare l'italiano in una scuola slovena? Prego. Io col mio titolo di studi non posso accedere all'esame di Stato sloveno per insegnare italiano. Ecco, cosa che lei sta facendo da 5 anni da precaria però nelle scuole slovene in Italia. Sì, così. E quindi, visto che comunque si tratta di un altro Stato con un altro regolamento, devo prima avere il titolo in italianistica e poi potrò accedere all'esame di Stato. Però lei si è portata avanti appunto e ha chiesto di modificare il piano di studi del quinto anno, sì, a Capodistria, inserendo ancora quali materie? Inserendo il latino soprattutto, quindi 12 crediti, esame in più di latino, e un esame riguarda la lingua italiana, quindi cose più riguardanti filologia e latino, perché sono diventati obbligatori per poter insegnare italiano anche nelle scuole slovene. Quindi, sapendo questo, ho deciso di farlo prima. Ecco. E poi per l'esame di Stato? Per l'esame di Stato poi dovrò, l'esame di Stato, da quello che ho, dalle mie informazioni, praticamente devo avere un determinato numero di ore, quindi di tirocinio che io ho, poi devo mettere, sì, quindi mi pare siano 860 ore di insegnamento. Però ce le ha in Italia? Sì, ce le ho in Italia, ma quelle vanno bene. Questo Stato sloveno le riconosce? Quello sono sicura che vadano bene, quindi basta portare un documento nel quale la scuola o l'ente certifica che si è lavorato per un periodo, mi pare che sia 2 anni, praticamente 2 anni scolastici, bene o male. Poi devo mettermi d'accordo con una scuola in Slovenia e devo avere 3 lezioni pubbliche. Diciamo così. Deve essere una scuola slovena o può essere una scuola italiana in Slovenia? Sì, anche riguardo a questo mi sono informata, si può fare l'esame sia a Ljubljana che a Capodistria in lingua italiana. Ecco Giacomini, abbiamo questo esempio che è anche molto interessante, che va un po' a braccetto con questo di Chiarastella appunto, e dunque vediamo che questa nostra studentessa, insegnante studentessa, completerà praticamente il suo profilo tra i 2 paesi. Lo farà con tutta una serie di regole che sono ai più sconosciute. Questa
Certo, perché questa intervista dà moltissime informazioni agli addetti ai lavori e per gran parte del pubblico non ha compreso come mai questa possa insegnare in una scuola di lingua slovena in Italia, perché evidentemente è una docente precaria e quindi abbiamo... Sì, l'abbiamo detto, 5 anni da precaria, appunto. E questo mi induce a dire che evidentemente noi abbiamo le graduatorie d'istituto rispetto alle graduatorie provinciali che gestiamo noi come ufficio scolastico regionale, eccetera, eccetera. Quindi tutti i tecnicismi interni. Un'altra informazione interessante è che per una prassi invalsa noi possiamo certificare le ore svolte in un'istituzione italiana, che vanno bene per esempio al Ministero sloveno Lubiana, quindi lei potrà tranquillamente dire a richiesta di Lubiana dove è svolto 800 X ore in un'istituzione italiana. Ma questa è una prassi invalsa, non c'è un accordo bilaterale, non c'è una convenzione, non c'è nulla. Quindi questa ragazza è il tipico esempio di sano pragmatismo, perché poi ha dovuto piegarsi a quello che è, ed è un consiglio che faccio pubblicamente, ha dovuto piegarsi alla realtà e quindi ha dovuto conformare il proprio piano di studi, come avete sentito, a quello che vuole fare nella vita. Cioè il primo consiglio che mi sento di dire è: non dico abbiate le idee chiare, ma se uno evidentemente vuole accedere alla professione di docente e quindi in questo caso, posto che tra Italia e Slovenia c'è un abisso, in questo caso perché noi conosciamo in Italia le cosiddette classi di concorso, quindi evidentemente i percorsi abilitanti. Era molto più lunga e lei spiegava tutto benissimo, per motivi di tempo abbiamo dovuto... Certo, io la sto facendo molto semplice, ma in questo caso lei diceva, perché qualcuno del pubblico si chiederà: ma che ci azzecca il latino con l'italiano? Adesso senza entrare in spiegazioni, ma nella classe di concorso afferente, quindi ecco, ci vuole il latino. Quindi la ragazza è stata molto intelligente, molto pragmatica, è andata all'università a chiederla di conformare il piano di studi, ha inserito brutalmente i crediti formativi mancanti e quindi è un caso di successo. Però come vedete sono molti tecnicismi nascosti. Ma immagino che delle buone dritte le abbia avute dal vostro ufficio, vero? Beh, è inevitabile che se vengono da noi possiamo dare delle informazioni. Vero è che però, sarò brevissimo, ma ho avuto modo di intervenire a Capodistria tempo fa nell'ambito del progetto Educa, venite prima, non a cose fatte. Prima, è il consiglio che abbiamo dato anche l'altra volta. Noi siamo proprio... dobbiamo chiudere, come faccio a non mandare in onda l'intervista che abbiamo fatto al presidente della Can Costiera e al deputato del seggio specifico di Lubiana, Scriani e Gigia, che appunto anche loro cercano di portare in Slovenia il modello dell'istituto appunto per l'ufficio per l'istruzione e la lingua slovena di Trieste. Prego, mandiamolo in onda e sforiamo definitivamente. Prego. Vediamo che le nostre scuole hanno molte difficoltà nel trovare i quadri adatti e soprattutto quando trovano i quadri adatti vediamo che coloro che hanno studiato all'estero devono passare tutta una trafila per il riconoscimento appunto del proprio titolo di studio. Questa trafila può essere anche lunga e quindi noi abbiamo pensato come Can Costiera di proporre, di portare avanti un discorso, di far sì che presso l'Istituto per l'Educazione nasca un ufficio nel quale appunto si occupi del riconoscimento dei titoli di studio che sono stati raggiunti, diciamo così, all'estero, ma però soltanto per quei candidati che andranno poi ad insegnare nelle scuole nostre, nelle scuole di lingua italiana. In questo modo pensiamo di rendere più facile anche il riconoscimento dello studio, sicuramente più breve sarà la tempistica e naturalmente poi alla fine le nostre scuole avranno il quadro adatto, il quadro ideale e potranno poi svolgere in modo indisturbato il proprio lavoro. Noi abbiamo parlato già alcuni mesi fa con il Ministro per l'Istruzione e con il personale che ha detto all'equipolenza delle lauree quindi ottenute in Italia e abbiamo parlato proprio di questa proposta di poter nostrificare o equiparare le lauree direttamente presso l'Istituto per l'Educazione e ci hanno in qualche modo dato risposta negativa, tassativamente. E da quel momento ci stiamo muovendo con una certa lentezza perché abbiamo capito che il sistema è molto complesso, che ci sono molte difficoltà,
che i vari Stati in Europa agiscono ognuno a modo proprio, sono collegati i vari ministeri alle proprie facoltà e quindi il problema è molto più vasto e più difficilmente affrontabile e risolvibile di quello che potrebbe sembrare così a uno sguardo diciamo non troppo approfondito. Dunque la tappa successiva quale sarà? La tappa successiva è quella io ho contattato personalmente il ministro per gli sloveni all'estero. Eravamo già dal Ministro per l'istruzione, abbiamo contattato il provveditorato di Trieste e quindi stiamo organizzando delle riunioni per vedere di capire effettivamente quali potrebbero essere i nostri punti di incontro e punti di riferimento per venire incontro soprattutto alle nostre scuole della comunità nazionale italiana in Slovenia e poi per quella nazionale slovena in Italia, che sembra che sia sicuramente un attimino più avanti di noi per il riconoscimento delle lauree ottenute in Slovenia. Dunque abbiamo sentito anche la loro testimonianza, gradirei chiedere appunto al dottor Giacomini come ce l'avete fatta ad ottenere appunto la possibilità di valutare i titoli ottenuti in Slovenia, ma non c'è tempo. Sono sicura che appunto in questo incontro che ci sarà con la CAN e con il deputato al seggio specifico darà dei buoni consigli e sicuramente anche con l'aiuto dell'Unione Italiana, perché appunto l'unione fa la forza. Io ringrazio i nostri ospiti, grazie anche ai telespettatori a casa per aver seguito Meridiani, vi auguro una buona serata e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buonasera.